Una lite violenta, violentissima. Lo scontro che da verbale diventa fisico con colpi che fanno cadere a terra l'anziano uccidendolo. È questa la scena del delitto ricostruita dagli inquirenti. La morte del 76enne Bruno Sette, camionista in pensione molto noto a Portoviro, è avvenuta nel vialetto della villa di Via Turati e a provocarla è stato, per procura ai carabinieri, il figlio più grande, Massimo, 46 anni, che a lungo era stato sentito in caserma ad Adria nelle ore successive alla tragedia. L'uomo è indagato per omicidio preterintenzionale, non dunque un'aggressione premeditata, secondo gli inquirenti, ma un alterco sfociato in tragedia. Gli investigatori hanno sequestrato, oltre all'abitazione, anche indumenti ed effetti personali del 46enne, compresa la sua auto. Pizzaiolo, con un passato di guai con la giustizia, viveva con il padre assieme al fratello quarantenne e alla sorella. Sono stati gli stessi familiari a chiamare le forze dell'ordine all'alba, poi, passo dopo passo, il quadro della tragedia ha cominciato a delinearsi. Bruno Sette era riverso a terra con i piedi scalzi, senza vita e con sangue che correva dalla testa. Troppe lesioni per pensare a una caduta accidentale. Le indagini sono partite immediatamente per poter cristallizzare subito gli elementi utili a ricostruire i fatti e sono proseguite per l'intera serata e la nottata. Ora, anche per mezzo di accertamenti tecnici, dovranno valutare l'esatta dinamica del delitto, le motivazioni della violenza e la causa del decesso del 76enne, la cui tragica fine continua a suscitare sgomento in tutta la comunità.